Cari amici di Lavoro in Corso, ben ritrovati. Questa settimana abbiamo scelto di parlare di alcuni pericoli che riguardano il web, i social network e la rete in generale, e parleremo in particolare di situazioni che coinvolgono i minori, accennando in questa puntata le diverse sfaccettature delle crimini e di altri tipi di fenomeni che riguardano proprio il cyberbullismo. Per fare questo sono in studio con noi alcuni esperti su questa materia. Abbiamo Stefano Mazzoni dell'Associazione Felicità Sostenibile, Grazie. Che ha anche organizzato, grazie a lei per essere qui, che ha organizzato anche alcuni corsi con le scuole, capiremo meglio che cosa avete fatto. E poi sempre in studio con noi Patrizia Turricchia, pedagogista del Consorzio Cooperative Sociali Il Solco di Imola. Sì. E, quindi ci racconterà un po' la sua esperienza, perché parleremo anche molto di quello che è il ruolo dei genitori e in generale degli istituti formativi, insomma, che proprio riguardano l'educazione di questi ragazzi. E poi ci è venuta a trovare da Treviso, quindi la ringraziamo, Valentina Fornasier, che è una psicologa di Telefono Azzurro, che collabora con Telefono Azzurro, insomma, attivamente, con continuità, nonostante, insomma, sia giovanissima già da alcuni mesi, quindi ci racconterà meglio anche proprio di quello che sono invece le esperienze di questa associazione nazionale, ci farà un quadro anche più completo di tutto questo. Maurizio, temi non semplici neanche questa settimana, perché sono temi delicati da affrontare, ma ancora di più da risolvere. Non abbiamo, diciamo, questa pretesa oggi, ovviamente. Abbiamo gli esperti, abbiamo per gli fortuna. esperti. Io, mai come questa volta, cercherò di essere breve innanzitutto nell'introduzione, e mai come questa volta dirò delle profonde banalità, però per fortuna abbiamo persone che poi alzeranno un pochino il livello, anzi alzeranno molto il livello della discussione. La cosa che mi viene da dire all'inizio è che i cosiddetti nativi digitali, cioè i ragazzi, Stefano mi aiuta, cos'è, a fine anni 80 più o meno, da lì in avanti possiamo definirli, hanno a volte una percezione un po' simile di quella che è la vita offline, di quella che è la vita online, no? Cioè, tendono in modo notevole a confondere queste due cose, e quindi è evidente che sono più esposti, più vittime a questo cyberbullismo, che non è altro che poi il mobbing attraverso internet, mi sembra di poter dire. La cosa che è particolarmente preoccupante è che i contenuti, i testi, le foto, i video, una volta messi dentro nel calderone, dopo la propagazione è inevitabile e velocissima e praticamente, direi, quasi inarrestabile. Diventano, tra virgolette, notizia, anche se non sono notizie, molte volte sono tutt'altro che notizia. Gli aspetti di cui vogliamo parlare con i nostri ospiti sono fondamentalmente due. Il primo, forse il più importante, è quello della prevenzione, cioè che cosa fare per evitare che appunto succedano queste cose. Il secondo è come riconoscerli, come riconoscere le vittime di queste situazioni, e anche come intervenire sia su chi è vittima sia su chi è il molestatore, che poi a mio parere è un'altra vittima anche lui, fondamentalmente. Io direi, se sei d'accordo, di partire con Telefono Azzurro per farci spiegare un pochino quali sono le modalità di questo fenomeno. Io ho visto nella vostra pagina online che avete fatto varie categorie, ci sono i pettegolezzi con SMS, mail e social network, ci sono immagini e video imbarazzanti, furti di identità, minacce, insomma, ce lo spieghi meglio lei. Certamente, allora sicuramente non c'è una unica modalità con cui possiamo affermare avvenga il cyberbullismo. Come diceva lei, appunto, va dalle prese di mire, quindi attraverso diversi mezzi, le chat, ma anche WhatsApp parliamo, e l'uso di immagini imbarazzanti, volgari, a discapito appunto di una vittima che viene presa di mira, informazioni personali che magari vengono fatte girare tra i compagni, tra il web. E quello che però accomuna tutte queste cose è che poi diventano pervasive della vita della vittima, in quanto poi la vittima non riesce mai a proteggersi da questo. 24 ore su 24
sono collegati con questi mezzi 24 ore su 24, possono ricevere questi insulti, possono venire presi di mira, quindi non c'è uno spazio, un tempo dove possono, come dire, essere al sicuro, e questo deve far riflettere su trovare dei modi per diciamo, dare degli strumenti ai ragazzi stessi per intervenire. Anche questa questione temporale si differenzia rispetto al mobbing classico? Beh, se parliamo di bullismo diretto, indiretto, quello che avviene, diciamo, principalmente nell'orario di scuola o poco prima, poco dopo, una volta che il bambino, il ragazzo, l'adolescente torna a casa, possiamo dire che riesce a staccare. Mentre la difficoltà di quando parliamo di cyberbullismo è proprio questo, che non ha degli strumenti in meno per difendersi. Allora dobbiamo essere noi ad aiutarli a trovare questi strumenti e a pensare dei programmi che siano appunto di prevenzione, come diceva lei, anche perché è un fenomeno. Noi abbiamo fatto anche un'indagine recentemente che si chiama Osservatorio Adolescenti, dove abbiamo intervistato in tutta Italia 1500 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, ed è emerso che loro affermano che 1 su 10 è vittima di bullismo e 2 su 3 conoscono qualcuno che è stato vittima di bullismo, quindi è un fenomeno che li tocca particolarmente da vicino. Certo, anche perché io vorrei porre l'attenzione, anche se si parla di prevenzione in questa puntata, proprio sul fatto che in questo caso magari il ruolo degli educatori è molto più difficile, perché si parla di strumenti molto pervasivi, l'abbiamo capito, quasi descritto così sembrerebbe un lavoro per questi ragazzi 24 ore su 24, no? Doversi sempre difendere da questo tipo di fenomeni, ma è anche molto difficile poi il ruolo dei genitori, perché spesso c'è anche dell'ignoranza, no? Abbiamo parlato dei nativi digitali, ovviamente chi è padre o madre di queste persone, di questi ragazzi, ha molte difficoltà anche a conoscere questi strumenti, e quindi c'è una difficoltà doppia, o no? Insomma. Certo, quello che emerge anche quando si parla con i ragazzi è che loro affermano di fidarsi e di volersi confidare con i genitori. Quando si entra nel tema specifico di queste nuove tecnologie, però anche affermano che pensano che i genitori non ne sappiano molto, e quindi c'è l'importanza appunto anche che i genitori siano coinvolti, siano aggiornati e si rifletta insieme a loro su questo. Ma al di là dei genitori, anche, come stiamo noi svolgendo nelle scuole di Imola, dei progetti di peer education, cioè educazione tra pari. Stiamo svolgendo appunto tra le scuole superiori Alberghetti e Paolino Cassiano e le scuole medie degli istituti comprensivi 6 e 7 di Imola, questo progetto che ha l'obiettivo proprio di far diventare i ragazzi stessi dei soggetti attivi nella loro formazione, e quindi sono questi ragazzi delle superiori 30 che stiamo formando, che poi andranno loro stessi nelle scuole medie a confrontarsi con questi ragazzi un poco più piccoli di loro su diversi temi di internet, quindi cyberbullismo ma anche adescamento online, e insieme a loro appunto rifletteranno su questo e trovano delle strategie comuni. E abbiamo visto come questi progetti di peer education diventano educatori loro? Diventano loro stesso dei formatori, degli educatori, come se fossero degli esperti. E abbiamo visto come questo tipo di modalità di... E hanno questa capacità di maneggiare la materia molto velocemente, no? E poi anche i messaggi, quando arrivano da un coetaneo, quasi certo, coetaneo, certo, abbiamo visto che assumono, insomma, una valenza molto positiva ed efficace. Invece voi la fate con scuole medie inferiori, questa iniziativa? Parliamo di Faenza. Sì, vabbè, Faenza, non solo non Faenza. solo. Ho fatto partire un progetto che si chiama Quando l'orco digitale non fa più paura, ormai 4 anni addietro, da una semplice osservazione come tanti genitori regalano i cellulari sempre a un'età molto più bassa dei ragazzi, già in quarta elementare, senza curare un aspetto, con una elevata superficialità dell'uso dello strumento informatico. Diamo in mano a dei ragazzi, secondo me, un incauto affidamento, uno strumento che ha la possibilità di metterti in contatto, in relazione con 3 miliardi di persone, circa, si stima che sia questo il livello di contatti di utenti stabilmente connessi al web, anche quando tu prendi tuo figlio, chiudi
il cancello di casa, chiudi la porta e lo lasci, però lo abbandoni nella camera, magari l'orco reale non lo incontrano, ma possono incontrare realmente un orco digitale. Il progetto è nato soprattutto con una sensibilizzazione verso i genitori, perché sto parlando di bambini e preadolescenti. E nelle mie serate che faccio con i genitori, anche ieri sera, quello che emerge è che c'è una mancanza anche da parte loro di consapevolezza di questi rischi, che vanno anche solo da un isolamento non più solo delle amicizie reali, ma anche delle amicizie digitali di questi ragazzi. Mi raccontano dei genitori che hanno i loro figli, gli è stata fatta terra bruciata attorno nelle amicizie, non solo nelle amicizie reali, ma quando loro provano anche ad avere amicizie con degli strumenti come può essere Facebook, vengono allontanati da chi gli sta facendo la terra bruciata attorno. E questo crea un isolamento, una profonda mancanza di riferimenti anche nel mondo digitale. Siamo, come dicevi tu Maurizio, siamo completamente immersi nell'aspetto digitale e nell'aspetto reale. Ormai i nostri ragazzi non possono discernere da questi due aspetti e provoca una presenza di tante caramelle digitali. Una volta, quando eravamo ragazzi noi, la mamma diceva attenzione ad accettare caramelle dagli sconosciuti. Ecco, adesso le caramelle digitali che ci sono veramente tante. Ecco, allora chiederei anche alla dottoressa Turricchia, c'è anche questo problema, diciamo così, da parte dei genitori di non sapere come affrontare questi fenomeni, incertezza rispetto a muoversi di fronte a questo mondo sconosciuto a volte, ma comunque pieno di misteri, proprio perché non si conosce perfettamente quello che il figlio può fare in rete. Comunque, come diceva Maurizio, giustamente questi sono strumenti che ci accompagnano sempre nella nostra vita. Sì, allora c'è questo rischio, cioè i rischi sono duplici, nel senso che qualche anno fa i genitori magari non avevano consapevolezza o conoscenza degli strumenti. Ad oggi io sfido chiunque in qualsiasi età a non avere uno strumento digitale. Le ricerche che come consorzio abbiamo condotto e i convegni, gli incontri che noi facciamo con i genitori, ne ho uno la prossima settimana, proprio organizzato anche dal comune di Casalfiumanese, proprio per sensibilizzare rispetto all'ambito della responsabilizzazione, per cui è proprio un lavoro di rete che deve avvenire tra il minore, il genitore e la scuola, quindi è un coinvolgimento di tutta quanta la comunità. I genitori, come dire, a volte delegano lo strumento ad altri, quindi non sempre si rendono partecipi rispetto all'utilizzo. Io vedo molti genitori fuori all'uscita della scuola, io lavoro all'interno delle scuole come pedagogista in un progetto che si chiama Progetto Agio, quindi non so, sia alle elementari che alle medie, vedo tutti questi genitori quando io esco che però stanno chattando, non stanno facendo una telefonata, così come quando si fa una qualsiasi passeggiata difficilmente non si vede qualcuno con il telefonino con tanto di apparecchi. Stiamo parlando di buon esempio. Quindi qui stiamo parlando anche di buoni esempi. A mio avviso i genitori non sono sempre consapevoli dei rischi in cui i minori vanno incontro e c'è questa facilità al regalo. Tu parlavi prima del quarto elementare. L'anno scorso in un comune del circondario, lavorando in una classe prima, abbiamo scoperto che alcuni bambini di 6 anni avevano il loro cellulare e avevano la loro password nel computer portatile di casa.
Ecco, sarebbe interessante riuscire a dare anche qualche indicazione, diciamo, pratica, Maurizio, nel corso di questa trasmissione, perché abbiamo anche diversi studi. Nel campo della prevenzione. Certo, prevenzione, ma anche magari qualche consiglio a livello educativo proprio, no? Perché ci sono davvero tante correnti di pensiero diverse per quanto riguarda proprio l'utilizzo e la somministrazione della tecnologia, perché ci sono genitori assolutamente contrari che magari mettono da parte ogni tipo di dispositivo proprio per cercare, no, di aspettare che il figlio sia un po' più maturo, un po' più pronto. Io impazzisco, Laura, quando vedo al ristorante le coppie, no? Il babbo e la mamma con i 2 figli e tutti e 2 i figli col tablet, no? Che vanno avanti a fare il loro Questo è l'esempio opposto, diciamo. La mamma che chatta e il babbo, l'ultimo che ho visto, il babbo poverino che non sapeva come fare, quasi lo invitavo al mio tavolo così almeno faceva 2 chiacchiere con me. Certo, perché c'è l'eccesso da questa parte, no? Tutti quanti utilizzano magari questi dispositivi, perché magari molti dicono no, in futuro tanto i nostri figli saranno per forza o per amore obbligati ad utilizzarli per lavoro e per tutti quanti gli aspetti della vita, ma c'è anche chi invece cerca di non... diciamo così, di non dare questi strumenti in mano ai ragazzi, magari loro invece poi riescono a girare diversi divieti e chissà cosa combinano anche senza questo tipo di... Vogliamo sentire da telefono azzurro che cosa, cioè come bisogna fare? Al di là, secondo me, dell'utilizzo di questo mezzo bisogna partire anche da un discorso educativo, cioè bisogna che ci sia ascolto, che ci sia una relazione aperta di ascolto. I minori devono sentirsi tranquilli e liberi di poter confidarsi con i genitori, quindi questo a prescindere dal mezzo. Poi sicuramente quello su cui riflettiamo sia insieme ai genitori, sia nelle attività che facciamo con i ragazzi, non è per forza demonizzare questo mezzo, cioè questo mezzo Internet ha anche delle opportunità che possono essere sfruttate. Possono anche essere sfruttate insieme ai genitori, anche per esempio l'uso di un social network o mi viene da dire di un video YouTube fatto insieme a un genitore, quindi fatto insieme anche per trovare un modo di divertirsi insieme, un modo educativo di usarlo, sicuramente poi permette un utilizzo più positivo. Sono d'accordo però con la mia collega precedentemente, quello su cui bisogna puntare è anche la consapevolezza però di questi rischi, cioè non far finta di niente, ma sapere quali sono questi rischi e sapere come affrontarli, insomma. Voi che consigli date in questo senso? Stavo ragionando l'altro giorno su questo punto in una scuola, parlavo con i ragazzi e mi raccontavano come anche nei giochi che vanno molto, le app gioco, sì, che vanno molto di moda adesso, ci sono sempre più contatti di sconosciuti che chiedono l'amicizia, che chiedono la possibilità di entrare in contatto con il minore e magari scambiandosi il numero di cellulare, che porta ad essere in contatto con WhatsApp, che è molto meno controllabile, ed si entra in una spirale completamente di blindatura rispetto al mondo esterno. Io il consiglio che do quando parlo con i ragazzi, il primo consiglio che do è quello di prendere consapevolezza che finché non lo conosci veramente la persona che hai davanti, devi sempre considerarlo un completo estraneo. Mi viene difficile pensare di dirgli di non incontrare queste persone, perché sappiamo che tanto loro, se sono infatuati di una persona, magari la andranno a incontrare. Io quello che consiglio è magari di andarci in gruppo, di magari incontrarsi in un luogo non privato, di capire se dall'altra parte c'è effettivamente un 14enne, un 13enne, un 12enne o se invece c'è una persona della mia età. Ecco, qui parliamo delle prime esperienze anche affettive, diciamo, dei ragazzi, degli adolescenti, quindi che avvengono anche tramite chat oppure altri tipi di conoscenze virtuali? Sì, assolutamente. Ho incontrato una minore di prima media che aveva avuto un invito a conoscersi meglio via Instagram da una persona straniera. Questo ragazzo mi raccontava che chiamiamolo ragazzo, bambino, che nel primo momento non aveva accettato, ma poi invece c'è stato uno scambio di numero di telefono, di lì si è generato un contatto su WhatsApp e solo grazie a un genitore di un amico comune che ha preso a cuore questo si è bloccata e interrotta la situazione che era già arrivata allo scambio di immagini molto pesanti con il minore stesso.
e quindi l'intervento della polizia postale. Io penso che prima di tutto ci voglia un dialogo che io chiamo con la chiocciola, un dialogo digitale con i nostri figli da genitore, quindi un aumento della consapevolezza di quanto questo strumento sia sì importante e utile, ma anche molto pericoloso se non usato consapevolmente. Vedo quando faccio un follow up con i ragazzi dopo 2 settimane, ma anche con i genitori durante gli scambi in mail, che quando si ha conoscenza dello strumento, qualche binocolo digitale per avvistare in tempo l'orco lo si può sempre mettere in gioco. Il problema è pensare che non ci sia il problema. Il problema è pensare che i nostri figli siano in camera e stiano guardando un filmato di, chissà, magari io faccio sempre la battuta con i genitori che non sempre Biancaneve e 7 nani della Walt Disney è quello che stanno guardando i loro figli sul dispositivo. Ecco, fare un controllo di questo tipo non è semplice, però mi pare di capire, perché sì, effettivamente si diceva prima i rischi non si conoscono del tutto, però capire anche di che cosa stanno utilizzando i figli in questo caso non è semplice. Ecco. No, non è semplice, però può essere tenuto sotto controllo nel momento in cui c'è un progetto educativo nei confronti del proprio figlio, nel senso che allora nessuno demonizza gli strumenti tecnologici, ci servono, però se come dire, all'interno della famiglia non c'è una progettazione educativa, tutto rimane vano, per cui benissimo, andiamo, mangiamo, ceniamo. Allora anni fa si demonizzava la televisione, no? In questo momento, prima diceva Maurizio, andiamo al ristorante, non ci sono quasi più le televisioni nei ristoranti perché ognuno fa, come dire, il proprio discorso, quindi c'è una sorta di disconnessione, no? Spazio-temporale, per cui io non ho più una relazione sociale con le persone, questo è il grande pericolo. All'interno della famiglia, quindi nell'ambito della casa, ci sono alcuni sistemi di sicurezza, quindi le password, i tempi di connessione, le installazioni di il parent control, questi sono tutti strumenti che si possono utilizzare. È ovvio che se in una casa abbiamo acquistato, non so, siamo in 3 componenti, abbiamo 5 smartphone, 2 PC portatili, perché questo è un grande rischio. Anni fa, come pedagogista, io dicevo il computer, c'erano quei computeroni, no? Lo mettiamo in un punto visibile per tutta la casa. Invece, dalle ricerche che noi abbiamo fatto, che faccio con gli studenti delle medie, io arrivo fino alle medie, ai superiori non vado, quando abbiamo fatto un lavoro proprio sul quali sono gli strumenti tecnologici che tu hai, la prima domanda che mi hanno fatto, ma dove lo metto? Perché io ho il PC. Quindi abbiamo, come dire, studiato il percorso che fa il PC col minore, per cui passa dalla cucina a colazione, poi lo accompagna in bagno, poi dopo nella camera da letto, quindi come dire è un po' un oggetto transizionale, tra virgolette, che ha sostituito la copertina di Linux. Quindi la famiglia, all'interno della famiglia, ma il pericolo non è solo all'interno della famiglia. Ne riparliamo. Sì, si potrà, ecco, ne riparliamo però. Un attimo, sì, assolutamente, perché ci fermiamo un attimo per la pubblicità e fra pochi minuti con i nostri ospiti affronteremo altri aspetti di questi problemi.
Ben ritrovati in studio con lavori in corso. In questa puntata ci stiamo occupando di cyberbullismo insieme a Stefano Mazzoni dell'Associazione Felicità Sostenibile, Valentina Fornaser di Telefono Azzurro e Patrizia Torricchia, pedagogista del Consorzio Cooperative Sociali, il Solco di Imola. Abbiamo affrontato diversi temi, abbiamo capito che, come ci ricordavano i vari nostri esperti oggi, sono importanti le relazioni familiari anche per quanto riguarda il tema di cyberbullismo, è importante la fiducia, un progetto educativo che riguarda tutta la famiglia proprio per cercare di spingere, comunque rassicurare i ragazzi in caso di problemi, insomma anche ad aprirsi in famiglia, ma abbiamo anche capito che questi sistemi che si stanno cambiando anche molto velocemente, perché anche rispetto a pochi anni fa i dispositivi cambiano e quindi internet ci accompagna con i dispositivi mobili, diciamo, per tutta la giornata in ogni luogo, e quindi i rischi sono sempre veramente presenti. Ma ci siamo confrontati anche già rispetto alle varie correnti di pensiero, no? C'è chi tende di più a dare dei divieti ai ragazzi proprio per evitare questi fenomeni, c'è chi invece cerca un dialogo, magari un'apertura maggiore, o magari in qualche modo anche non percepisce questi problemi, però ci sono anche ci sono gli accorgimenti tecnici che si possono usare, di questo controllo, chiedo, diciamo ecco, a Mazzoni, perché c'è in qualche modo comunque c'è la maniera di dare un freno, diciamo così, o comunque visionare quello che sta succedendo. Sì, c'è modo. Premetto che io parto sempre nelle mie serate, nei momenti di riflessione con i genitori, nella consapevolezza che a 8, 9, 10, 11, 12 anni, secondo me, ci sono altri regali molto più interessanti dello smartphone da dare ai ragazzi. Per i genitori che, ahimè, hanno commesso questo passo, ci sono degli strumenti dell'ultima generazione che sono sia gratuiti o altrimenti hanno un costo veramente molto limitato, sì, che permettono di definire come genitore dei profili dei propri figli, nome e attività che sono dedicate alla loro età. I programmi suggeriscono che cosa è utile o no alla loro età, e una volta fatta questa profilazione si scarica un'app nel telefonino dei figli, l'app si aggrappa veramente al sistema operativo del telefono e si può arrivare ad avere in remoto esattamente tutti gli iscritti che il ragazzo fa, dagli SMS ai messaggi WhatsApp, ai filmati che il ragazzo guarda, alle conoscenze o alle applicazioni che si possono installare. Il grande fratello praticamente del cellulare. Perché... Io ripeto, però c'è viene un dubbio, Stefano, ma è una progettazione familiare. Bisogna proprio arrivare fino a questo punto. A me piacerebbe non dover arrivare a questo punto. Concordo. Io riparto da una considerazione bellissima che ha fatto la pedagogista, la dottoressa, in merito alla progettazione, al progetto che tu devi fare all'interno della tua famiglia e all'interno del tuo gruppo in cui ti muovi. Nel momento che i miei figli che fanno le medie, gli è stato progettato da tanti anni che non avrebbero avuto il cellulare in quinta elementare o in prima superiore, non nasce il problema di doversi scontrare con loro tutti i giorni per questo regalo che manca. Trovano corretto che nella famiglia ci sia stato questo tipo di ragionamento. È ovvio che l'applicazione, come dicevi tu, è un surrogato di un problema molto più profondo che è nato prima. Il discorso poi che faceva anche prima il Telefono Azzurro, no? Certo. Dell'educazione a 360 gradi, no? Mi permetto di aggiungere anche un piccolo consiglio pratico che si potrebbe dare anche ai genitori, è osservare com'è la relazione tra il minore e il mezzo che usano, soprattutto quando parliamo di cyberbullismo, cioè questo ragazzo che magari prima era sempre attaccato alle chat, ai social network, di colpo li abbandona, esce dai social network. Ecco, infatti a questo volevo arrivare, i segnali, quali sono i segnali? Infatti da questo, cogliere, o magari si nota che dopo aver passato un periodo di tempo appunto davanti al PC, notiamo che ha degli stati emotivi, insomma magari è un po' più giù, un po' più triste. Questi sono tutti segnali che insomma possono farci aiutare a capire come genitori che
c'è magari un piccolo problema, che c'è qualcosa che crea un disagio a nostro figlio. In quel caso come si interviene? Cioè come ci si relaziona rispetto a una possibilità di problema, o qualcosa che ci sembra possa essere un problema? Come lo si affronta? Insomma? Sicuramente la prima cosa che mi viene da dire è cercare di far confidare il ragazzo, insomma, essere aperti ad ascoltarlo senza giudicarlo, quindi soprattutto essere aperti all'ascolto e al dialogo. E anche i ragazzi stessi, quello che spesso diciamo, ma che emerge anche da loro appunto quando facciamo queste attività di prevenzione, è confidarsi, cioè non tenersi tutto dentro. È lo stesso sistema che si usa per le dipendenze, diciamo, cioè non ascoltare, far parlare, acquisire consapevolezza e non giudicare. Più o meno contro le dipendenze più o meno si usa anche che questo ci sia sistema. un clima insomma di apertura dove il ragazzo, il minore si possa sentire accolto da questo, anche tra i coetanei. Quindi non diciamo solo anche genitori. l'aspetto di questa app che praticamente è un monitor su tutto quello che viene fatto su un cellulare, può essere proprio solo un'ultima possibilità, diciamo, quando il rischio o comunque il dubbio è più concreto? Penso che comunque bisogna utilizzare questi mezzi perché ci danno una mano soprattutto anche quando parliamo di bambini più piccoli, anche come i family filter, quindi sono mezzi che sono a nostra disposizione e come adulti possiamo utilizzare, che non siano solo questi, cioè che non venga relegato solo a questi mezzi la sicurezza del minore quando è in internet, quando è nel web. Ecco, mi piacerebbe capire anche, visto che comunque abbiamo capito che gli incontri che i nostri educatori svolgono non sono esclusivamente per i genitori, ma parlavamo prima del peer-to-peer fra i ragazzi, quindi l'insegnamento di ragazzi di maggiore età che poi vanno da quelli più piccoli a spiegare cosa fare in questo senso, c'è effettivamente sensibilità da parte dei ragazzini? Cioè stanno ad ascoltare, sono attenti a questi temi? Perché i genitori ovviamente sono attenti per forza, anzi sono preoccupati per quanto riguarda il cyberbullismo o altri fenomeni di questo tipo, ma i ragazzi magari spesso anche in una fase di sviluppo così sono più leggeri nell'affrontare questi rischi o li percepiscono? No, li percepiscono. Quando si riflette insieme a loro, si lavora su questo, emergono tutti questi rischi, quindi c'è questa consapevolezza. Soprattutto, come dicevo anche prima, quando questi messaggi avvengono tra coetanei, tra ragazzi, hanno un'efficacia insomma molto, molto più efficaci e insieme trovano delle strategie che poi sono le stesse appunto che darebbero anche i genitori, come per esempio appunto tra di loro dicono confidati con un amico, esci, chiudi il web, non rispondere, se parliamo di cyberbullismo, non rispondere alle minacce, quindi non agire nello stesso modo di chi ti offende, trovano delle strategie positive, utili ed efficaci insomma. E sicuramente hanno un effetto. Ma vi capita di trovare situazioni in cui magari il bullo, diciamo così, non si rende conto di esserlo, cioè magari pensa di essere, come dire, di scherzare e non si accorge poi dell'effetto che può avere questa cosa sulle vittime? Sì, sì, perché come dire, il senso di ironia è una delle competenze più elevate che ci siano. Nella fascia preadolescenziale e quella adolescenziale è una costruzione, per cui lo scherzo, il gossip, il pettegolezzo è la prima molla che fa scattare poi il cyberbullismo, perché non sempre, cioè noi magari pensiamo sempre ad episodi iper eclatanti perché quello che ci viene dato in cronaca è semplicemente il finale, ma come inizia? Cioè, come inizia a monte? A monte inizia magari con quello che potrebbe essere una banalità, quindi una piccola presa in giro, un piccolo pettegolezzo, diventa un gossip, si allarga sempre di più a macchia d'olio, la vittima reagisce anziché con l'ironia, perché non la insegniamo, no? Non la insegniamo, è un apprendimento. Si risponde in modo duro,
Ma è e anche, in modo anche duro, il mezzo, sì. forse, certo. perché il rapporto diretto è molto più semplice, Certo. no? Capiamo subito se una persona Sì, ci vuole perché- offendere oppure no, ma dietro una eh, tastiera molte volte eh, una frase, un qualcosa, si sì. può interpretare anche Certo. in modo diverso. Sì, perché no? non c'è il tono Questo della- capita anche a noi adulti, non solo ai Ma ragazzi, questo è ai uno dei bambini, ai ragazzi. problemi, una delle caratteristiche del cyberbullismo è proprio l'anonimato, che è dato non tanto da un falso nome, ma è dato proprio dallo schermo, nel senso che questo anonimato è correlato alla mancanza di relazione. Quindi io, se scherzo con Laura, vedo la sua reazione, quindi capisco se mi devo fermare, Sì, come e ti quando, rendi ma lì conto, certo. no, non ci si rende conto. L'anonimato è un facilitatore, è questo proprio che, come dire, distingue Diciamo, non è colpa del mezzo, ma il mezzo aiuta, tra virgolette, aiuta in negativo in questo caso. È un facilitatore, è proprio l'assenza di relazione tra il carnefice e la vittima. Questa assenza di relazione determina l'anonimato che a propria volta ha tutta una serie di conseguenze su chi ha subito, ovviamente, tra virgolette, l'offesa. Pensiamo anche all'età di questi ragazzi. Una piccola banalità, non so, le tue scarpe sono brutte, può diventare un serio problema di come dire, percezione di se stessi. Anche perché parliamo di cyberbullismo, in realtà, come abbiamo detto all'inizio, ci sono tanti fenomeni, insomma, rispetto a questo dato. Vogliamo fare anche un po' più di chiarezza su quello che sono i rischi, no? Collegati a questi scambi che abbiamo detto sono 24 ore su 24, ovunque, grazie ai dispositivi mobili. Non so chi mi può rispondere. Cioè, quali sono effettivamente i pericoli a cui ci esponiamo? Soprattutto i ragazzi si espongono. Non so, chiederei forse alla Fornasier di spiegarci un po' meglio. Oltre al cyberbullismo, una cosa su cui riflettiamo molto insieme è anche la web reputation, quindi la loro identità virtuale che riguarda tutte le foto, i video che mettono, i loro pensieri, i loro status, va però a formare una loro identità virtuale. Questo anche per gli adulti, ovviamente. Esatto, e su questo però dopo ci sono anche delle conseguenze nella loro identità reale, perché tutto ciò che poi succede via internet ha delle conseguenze, come dicevamo prima, anche nella propria vita, insomma. E poi Stefano, dietro la tastiera tutti i leoni, no? Sì, sicuramente. Stavo pensando, mentre ascoltavo, a un'applicazione che fortunatamente in Italia non ha ancora preso piede, quanto nei paesi anglosassoni. È un WhatsApp innovativo, si chiama Snapchat. Sì. Snapchat alza ancora di più questa situazione di anonimato, perché Snapchat, quando io mando un messaggio, una foto, posso decidere che la persona di fronte a me lo legga una volta sola, poi venga completamente distrutto. Tra l'altro ha avuto anche diversi attacchi, se non sbaglio qualcuno è andato a segno, nel senso che poi queste cose non sono state distrutte, quindi magari ci sono anche problemi grossi legati alla tecnologia, no? Sicuri fino a un certo punto. Beh, del resto, se una persona, soprattutto i nostri ragazzi, sono nativi digitali, nel momento che arriva il messaggio fanno quello che si chiamano screenshot dello schermo, fanno una foto dello schermo, anche se il messaggio, l'immagine viene distrutta, rimane nel telefono della persona. Però questo alza ancora nella soglia della volontà eventualmente di agire in una maniera poco funzionale, diciamo così, del ragazzo, perché sa che può magari mandare una foto un attimo presa di sfuggita, mandarla alla persona in uno scambio anche di tipo di sexting, quindi di immagini a contenuto erotico spinto, perché tanto sanno che questa immagine poi si distruggerà. Non fanno un ragionamento che in realtà può non distruggersi. Ma la legalità, cioè che cosa può fare contro questo continuo, cioè quali sono gli strumenti proprio dal punto di vista di reazione giuridica, anche di come ci si può difendere, come si possono scovare queste persone? Sembra sempre che siano un passo avanti. No, è molto, internet è nata non con lo scopo di essere uno strumento facilmente controllabile,
è nato a livello militare per fare in modo che due elementi che volevano andare in contatto fossero difficilmente rintracciabili, soprattutto se qualcuno provava a tagliare le connessioni, comunque si riusciva a fare comunicazione fra questi due elementi. Questo cosa vuol dire? Che se qualcuno cerca di capire, di fermare determinate azioni sul web, può riuscire ad arginare un po' il fenomeno, ma da qualche altra parte qualcosa scappa, assolutamente scappa. Non è questo, secondo me, il funzionale nei prossimi decenni. È più funzionale, secondo me, fare un'educazione ai genitori. Torniamo al discorso iniziale. Sì. Ecco, assolutamente. e io chiuderei anche su questo perché il nostro tempo sta per terminare, magari una battuta di ciascuno dei nostri ospiti di oggi proprio sui consigli. Allora vogliamo lasciare magari un pensiero 30 secondi, rispetto a quello 30 che si può secondi fare, a ognuno chi ci di guarda loro da casa, per dare i consigli ai genitori soprattutto. Io farei partire la Torricchia. Cosa diciamo a chi ci ascolta in questo momento? Allora, chi ci ascolta in questo momento come genitore, e io mi auguro come insegnanti, quindi tutti i membri della comunità, è quello di iniziare a smettere di demonizzare questi strumenti, conoscerli, avere un progetto per il proprio figlio, condividendolo con l'intera comunità, collaborare con il proprio figlio quando è in età, perché c'è un'età per poter entrare ovviamente, possiamo costruirci il profilo su Facebook insieme. All'inizio possiamo fare così. Io con i miei figli ho fatto così. Un'altra cosa, l'ultima che dico, è questa. Oggi proprio prima di entrare ho guardato un attimo su Facebook, ovviamente anch'io ho Facebook, e c'erano gli auguri di persone che hanno la mia età al proprio papà, una telefonata. Credo che la relazione sia molto importante. Bene, allora diamo la parola anche a Valentina Fornasier, Telefono Azzurro, anche tu come psicologa, che cosa possiamo dire a chi ci ascolta? Sicuramente penso che sia importante sempre di più puntare sulla prevenzione, quindi cercare di agire sempre prima che questi episodi vengano alla luce, e quello che c'è da fare è appunto creare sempre un dialogo, un confronto tra tutte le agenzie educative che si occupano di minori, quindi dagli insegnanti alla scuola, alle associazioni, a chiunque si occupa di questo, in modo che sempre si possano creare degli strumenti da dare a questi ragazzi per proteggersi loro stessi, insomma. E concludiamo con Mazzoni. Io direi ai genitori, soprattutto il consiglio più grande è quello di prendere consapevolezza dei possibili pericoli, affrontare con i ragazzi un dialogo che va oltre al dialogo reale, ma va a toccare, come diceva la dottoressa, aspetti della vita digitale, costruendo assieme dei percorsi, delle esperienze, costruendo un galateo di comunicazione sul web, quella che viene chiamata la netiquette, per far sì che poi con i ragazzi possano anche essere lasciati più liberi nell'affrontare assieme anche una vita digitale, oltre che la vita reale. E allora con questo davvero concludiamo la nostra puntata di oggi. Abbiamo capito che per affrontare questi fenomeni, Maurizio, serve un po' la collaborazione, un po' fare rete anche non soltanto virtualmente ma anche poi nel concreto. Quando sono al ristorante fateli gustare i piatti che mangiano, che sono da scoprire, insomma, assolutamente, anche già in giovane età. Quindi mettiamo un po' da parte i dispositivi ogni tanto, ma per il bene di tutto, non ovviamente per il bene dei minori, per tutti quanti. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri ospiti per essere stati qui con noi. Noi ci ritroviamo fra una settimana sempre con Lavoro in Corso. Buon proseguimento.